1-2. Validato ad 1-4 Sousa va un tiro libero supplementare, c'è il secondo fallo di Marco Ceron e in cambio in mano lei esce Marco Ceron, rientra Fintos.
2-2 per Kotić. Sicuramente avevo chiesto di avere un atteggiamento importante che avevamo avuto anche nelle 3 partite, nonostante dei problemi di infortuni. Sembra che la risposta sia stata più che adeguata su un campo solo prima in classifica, voglio dire, perciò ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti un po' a scombinargli un po' nel primo tempo, farli pensare un pochettino di più, però la cosa importante è che quando ci hanno fatto il break da riprendere non ci siamo frusciati di tutto, abbiamo avuto una bella reazione, siamo stati lì, poi alla fine potevamo vincere con l'ultimo canestro, ma è supplementare giocarlo poi fuori casa in una situazione così è una dimostrazione ancora di più che una dimostrazione di carattere, voglio dire, perciò questo per un allenatore in questa situazione non può che essere contento. Avete cambiato tante volte quintetto, tante volte difesa, era previsto questi piccoli sassolini ogni volta nell'ingranaggio per frenarsi? Sai, loro sono anche una squadra in cui giocano anche con 5 esterni, con Res che è fuori, e non volevamo concedergli molti tiri facili, preferivamo che Gossi giocasse l'1 contro 1 contro il nostro lungo. Un paio di volte abbiamo fatto delle cattive difese e lui è stato bravo a fare canestro, ma non volevamo farlo tirare da 3, volevamo che lui penetrasse dentro. Invece un paio di volte gli abbiamo dato con dentro in più e sappiamo che lui è mortifero in questo. Però abbiamo cercato un pochettino di cambiare le carte, di farli pensare non con il loro gioco, di cercare di fare qualcosa di diverso. Coach, buonasera. Buonasera. Una cosa che mi incuriosiva anche perché un episodio un po'. L'ho sentita alla fine mentre diceva che suo figlio era stato colpito da una monetina durante un time out. No, volevo capire insomma cosa era è successo. successo, siccome è arrivato e lo insultavano e mi hanno detto di mio figlio e non si deve comportare così con gli ultras, e mio figlio mi ha detto guarda che è volato una monetina in campo ed era per quello che ero arrabbiato, però finita lì non c'è bisogno di fare. No, era per capire insomma perché sono sempre episodi comunque che se succedono sono spiacevoli insomma. Con questo di Goss non siete riusciti a fargli commettere il quinto fallo e poi lo stavate per pagare nel momento in cui loro vi hanno fatto il break. Lo so, ci abbiamo cercato un paio di volte di giocargli contro, però lui non ha fatto una difesa mortifera, si è un po' contenuto e noi abbiamo dato un paio di tiri in cui se uno riesce a fargli un paio di tiri c'è bisogno che lui difenda un pochettino di più, però noi abbiamo avuto proprio un appannamento nel terzo quarto, abbiamo fatto mi sembra 0 su 7 da 3, però l'importante è stata la reazione, logico perché poi stiamo parlando della vittoria come è venuto ai supplementari, però voglio dire, un bello spirito. Rispetto ad Arezzo per esempio, le guardie oggi hanno attaccato molto di più il ferro secondo me, avete caricato di falli, Goss, stesso Peric, poi c'è stato in pratica, c'è Sosa e Dyson non hanno fatto una soluzione offensiva come forse all'Arezzo. Dyson al primo tempo ha attaccato al canestro molto, molto diretto, ha preso anche molti falli, poi
è entrato anche in una bella condizione, vedeva il canestro più largo, poi ha avuto un periodo di appannamento, come era normale perché non poteva tenere questi ritmi, però penso che, senza offendere Varese, perché sapete come tengo io Varese, ma mi sembra che ci sia una differenza tra le due squadre, tra Varese e Venezia. Avversari non facili o meglio, facili da leggere ma difficili poi da adeguarsi sulle loro caratteristiche, perché sono giocatori di grande atletismo e guardie e di assoluta pericolosità. Penso che sia abbastanza facile dire che, lasciando stare tutti i discorsi sull'andamento della partita, c'è un dato che è lì sotto gli occhi di tutti: avete sbagliato tanti tiri liberi, e questa è lì si gioca la partita, perché poi alla fine non devi guardare i 10 punti di scarto se sarebbero stati colmati o meno dai tiri liberi, ma il fatto che se avessero messo i tiri liberi in alcuni momenti della partita facendo una percentuale decente, probabilmente magari invece di essere avanti 6 punti saremmo stati avanti 10 punti, invece di essere sotto 6 punti saremmo stati a un punto, e quindi la partita si è giocata molto, molto di così. È una partita che appunto volevamo giocarla proprio per capire, per vedere, a fronte di una squadra sicuramente con qualche assenza, però abituata a stare in una certa posizione di classifica, abituata a giocare per i risultati massimi che ci sono durante la stagione, e dobbiamo sicuramente essere amareggiati perché abbiamo perso la partita e per come l'abbiamo persa. Però credo che ci dia anche consapevolezza che siamo competitivi, e che siamo competitivi, chiaro. Sappiamo che noi abbiamo armi molto diverse rispetto a quelle di Sassari, dobbiamo utilizzarle di più, utilizzarle meglio, non possiamo pretendere di diventare all'improvviso, voglio dire, dei superatleti, però sappiamo che possiamo fare qualcosa di meglio. Oggi ad esempio abbiamo tirato troppo da 3 punti perché ci siamo fatti prendere dal ritmo della partita, dal fatto che loro stavano abbastanza in difesa, aprendosi, chiudendosi per cercare di coprire un pochino le penetrazioni, e magari si scoprivano un pochino di più sul tiro. Avremmo magari dovuto in certi momenti avere un pochino più di pazienza, però questa è una cosa che chiaramente ci servirà, che dobbiamo imparare, e dispiace appunto perché abbiamo dimostrato almeno in questa partita di poterla giocare alla pari contro una squadra che giocherà ha giocato l'Eurolega, adesso giocherà con delle ambizioni per giocare l'Eurocup, e ha mostrato questa sera che, pur avendo delle assenze, come comunque riesce a essere competitiva. Un altro particolare è chiaramente nei momenti abbastanza decisivi non abbiamo subito tantissimo a rimbalzo d'attacco, però nei momenti decisivi ci hanno preso 2 rimbalzi consecutivi su tiro libero, e quello, assieme a quelli che abbiamo sbagliato noi, sicuramente pieno. Però poi andiamo a vedere, magari nell'arco della partita troviamo altri particolari che possono essere stati determinanti.